riuscito a stare con noi 93 anni vivendo solo ed esclusivamente di teatro. Pensi che a 92 anni è stato con Paolo Virzì, Luigi, per quella insulare meridionalità che noi abbiamo, in Canada a girare il film My Name is Tanino, su Buttana a Toronto in Canada. Quando tornavo Virzì mi ha detto: ha un papà meraviglioso, dice, ma sa che cosa ci ha cercato in Canada? Ci sì, che cosa? Dice, la pasta che molinciano, pomaroli e ricotta salata. Quando ho detto maestro Sineri qui non la fanno, sa cosa ci ha risposto suo padre? Ci scusate, vi disse chi ci cambiano a fare, ci ha detto chi ci cambiano a fare, la pasta che c'era una volta l'opera di Putin, un cartello con una battaglia disegnata in un santelaro all'angolo di Nasciara. Che lui era un segnale che da vicino dell'opera dei Pupi c'era in via Ciro. Infatti, non appena si scendeva sta manetta tinciuta del russo, c'era una particella, una lampadina di supera accumata e fare parrosciare la chiamata, come la sala era piena di vecchie e di canuse, cuccali, asimenze e gazzusi, suonavano tamburini, la voce s'astutava. La serata magica comincia. Un salo solo di chitarri e mennolini traseva Carlo e tutti i paladini che si avanti la serata, la gente era tutta a fatturare. Ma come un cane faceva l'ultradimento, a gente che non aveva bene, giunsa, scappi, aranci, ciao canterare perché l'avano per forza e defettare. O lo cascando con ogni caruso provava, quando Malagiccio lo riavo lo chiamava mentre tutto lo popolo con le mani abbatteva quando sciagge dei saracini, Orlando faceva. Dopo 3 atti la serata finiva e mentre il pubblico a casa si nieva della serata faceva lo commento se era Orlando o Rinaldo il Buffotti in tel combattimento. Per 7-8 mesi sta storia durava e lo teatro ogni sera si intieva, perché gli episodi erano belli e tanti e bravi, un cuparo e viso maniante, ma oggi tutto questo non c'è. Finito. E l'opera dei Pupi scomparita. E in sta Sicilia che non profuma più di ragno e mandarini, mossano Carlo e tutti i paladini. Carlo e Paladino ancora